Nuova puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Ben trovati telespettatori di 7 Gold, canale 15 del digitale terrestre. Come al solito il mercoledì alle ore 13 per raccontare il calcio dilettantistico siciliano, dal campionato di Serie D sino al campionato di eccellenza, mentre invece da domani potete seguire attraverso la pagina Facebook Penalty e anche sul canale YouTube Penalty Programma Sportivo la versione on demand della nostra trasmissione che parlerà solo ed esclusivamente del campionato di promozione e dei 6 gironi del campionato di prima categoria. Nella puntata di oggi però un allenatore del campionato di promozione. Parliamo di un allenatore che tra l'altro viene da una vittoria importantissima. Parliamo di Nico Porchia. Ciao, ben trovato Nico. Buonasera, buonasera. Avete fatto sicuramente una cosa molto importante domenica, avete battuto una squadra che certamente sulla carta era accreditata anche ad una vittoria nei vostri confronti. Sì, domenica abbiamo alzato l'asticella, i miei ragazzi hanno alzato l'asticella e hanno dato prova di forza, di coraggio ed è un buon auspicio per il proseguo del campionato. Tra l'altro sottolineiamo anche che per voi questi 3 punti sono fondamentali anche per la vostra classifica. Ma sì, perché le squadre dietro non mollano, la classifica si è accorciata tanto, perciò è stata una vittoria importantissima per noi. Parleremo chiaramente di questa bella vittoria del Priolo Gargallo contro l'SC Gela nella parte finale, perché come tutti ben sanno in questo spazio noi puntiamo i riflettori sui gironi del campionato di eccellenza, ma soprattutto sul girone I del campionato di Serie D. Pertanto iniziamo subito con il campionato nazionale dilettanti. Nel campionato di Serie D si è giocata la 4ª giornata di ritorno. Guardiamo subito il tabellino dei risultati. Catania batte Vibonese Calcio 2-0, Castrovilla ribatte Città di Aceriale 2-1, Licata Calcio batte Mariglianese 2-0, vittoria anche per il Santa Maria Cilento 1-0 contro il Cittanova, pareggio tra Ragusa Calcio e Paterno Calcio 1-1, vittoria importantissima fuori casa del Canicattì 1-0 contro il Real Aversa 1925. Locri 1909 batte San Luca 4-2, San Cadaldese batte FC Lamezia Terme 2-0 ed infine pareggio tra FC Trapani e Città di Sant'Agata 1-1 il risultato finale. Rimangono immutati 14 punti di distacco del Catania con la seconda in classifica. Eccola qua la classifica che vede in testa la squadra di Ferraro con 54 punti, Locri 1909 40, con 36 Città di Sant'Agata, FC Lamezia Terme, 35 punti per il Licata Calcio, 34 Vibonese Calcio, con 29 FC Trapani e Canicattì, 28 punti per San Cataldese e Santa Maria Cilento, 23 punti Città di Aciriale e San Luca e Castrovilla insieme alla Ragusa Calcio, 21 per Cittanova e Real Aversa 1925, 17 punti per il Paternò, chiude la classifica la Mariglianese con 11 punti. Si torna in campo domenica prossima per la 5ª giornata di ritorno. Questi gli incontri: Canicattì, Santa Maria Cilento, Castrovillari, Catania, Città di Aciriale, San Cataldese, Città di Sant'Agata, Ragusa Calcio, Cittanova, FC Trapani, FC Lamezia Terme, Real Aversa 1925, Locri 1909, Licata Calcio, Paterno Calcio San Luca, Mariglianese, Vibonese Calcio. E partiamo proprio da questo Catania, ennesima vittoria fuori casa, Nico, una vittoria che comunque conferma che i giochi sembrerebbero proprio fatti in questo girone del campionato di Serie D. Ma sì, diciamo che il Catania sta facendo un campionato a sé, perciò di conseguenza i giochi sono fatti quando il campionato finisce, però, Questo è anche vero. però il margine è molto ampio. I 14 punti, diciamo, fanno stare un po' tranquilli tutti, no? Ma sì, penso che il Catania sta andando verso le piazze che merita. Beh, indubbiamente sappiamo benissimo come ci è arrivato in questo campionato di Serie D, però credo che stanno lavorando in società per un progetto nuovo, importante, che potrebbe proiettare proprio la squadra catanese probabilmente in categorie importantissime. Ma sì, poi tra l'altro io ho un pezzo di cuore a Catania perché sono uscito dal settore giovanile del calcio Catania e perciò per me il Catania è anche un qualcosa di
di affetto proprio, puro. Tu sei originario di Siracusa? Sì, sì, sono originario di Siracusa, però mi ricordo ancora l'ultima partita del Catania in Serie B quando ha vinto il campionato e poi c'è stato quel festeggiamento che non mi scorderò mai per Certamente, tutta lo la hai vita. vissuto proprio Ero lì allo essendo un stadio. tesserato anche Certo, del calcio io andavo a fare Catania. racchettapale tutte le partite, è stato qualcosa di straordinario, Esperienza bellissima. bellissimo. Guardiamoci gli highlights con le interviste post partita dopo la bella vittoria appunto del Catania contro la Vibonese Calcio. Quando il Catania fa una partita così in ritmo, già il primo tempo, girando la palla a destra e a sinistra, sempre alla ricerca del gioco, poi come in tutte le squadre di calcio i secondi tempi si abbassano un po' la qualità, anche per la freschezza fisica, esce il valore dei calciatori nostri e esce l'intensità. Anche oggi faccio i complimenti a Palermo quando è entrato, cioè quando entrano i giocatori dalla panchina faccio la differenza. Sono dei titolari che stanno in panchina, come torno a ripetere sempre dall'inizio del campionato, e sono fortunato ad allenare il Catania con questa rosa, sono contento del direttore Lanieri per il lavoro che ha fatto, della società e del pubblico di Catania. Però la risposta che noi dobbiamo dare qui all'inizio: non bisogna mai guardare le classifiche, perché non bisogna guardarle, perché alla fine a volte le cose danno troppo per scontato. Dall'inizio del campionato il Catania deve vincere il campionato, invece noi non guardiamo la classifica ma guardiamo di convincere con prestazioni e di portare quanto più soddisfazioni alla città di Catania. Però diciamo che i ragazzi in questo momento li vedo con uno spirito e con una voglia diversa, uno spirito, cioè una voglia di giocare, voglia di allenarsi, voglia di stare sul campo, perché questo qui è lo spirito. Allora man mano che passano le settimane abbiamo voglia di fare queste prestazioni e soprattutto di dimostrare ogni volta noi in testa come staff, i ragazzi, il proprio valore, chi gioca e chi non gioca, perché abbiamo un obiettivo unico, non io ma il noi, di portare il Catania in questi professionisti. Proprio in questo momento abbiamo avuto una freschezza fisica, forse noi partendo il 3 agosto, perché poi si parte il 3 agosto, la squadra è stata il 17-18 agosto formata, e come in tutte le squadre di calcio abbiamo avuto una fase di non brillantezza mentale e fisica. Allora poi è successo che in campo abbiamo fatto le prestazioni migliori, peggiori, però ho visto che la sosta dopo il Trapani, che abbiamo fatto un secondo tempo alla grande, siamo ripartiti bene, le feste natalizie. Voglio ripetere e ringraziare il gruppo, perché una squadra che a Natale con tanti giorni di festa, noi il 27 siamo stati sul campo, 28 abbiamo fatto una doppia, 29 una doppia, 30 mattina ci siamo allenati, il 2 siamo ritornati lunedì invece di martedì. Alla fine è frutto del lavoro, perché alla fine qua nessuno ci regala niente e penso solo con il lavoro della settimana riusciamo poi a raccogliere la domenica di tutti quanti i gruppi. Penso alla fine questa qui è la scelta migliore che possiamo fare. Abbiamo giocatori professionisti che vengono al campo un'ora prima, abbiamo uno staff medico importante, abbiamo uno staff di preparatori che lavoriamo sempre col GPS e vediamo la condizione fisica di ogni giocatore durante la settimana, quello che fanno e che volume e quello che possono esprimere. Per questo Catania è una società che davvero che non ci fa mancare niente, perché vogliono questi risultati, queste prestazioni per la soddisfazione al pubblico che abbiamo e alla società e alla città. Però io penso che il Catania oggi ha fatto anche un buon primo tempo, perché alla fine della partita, cioè voglio dire, se noi analizziamo oggi la partita del Catania, mi sembra che tiri in porti non abbiamo preso. Abbiamo preso solo un calcio di rigore alla fine fatto, proprio di parate per questo. Abbiamo fatto un grande finale del primo tempo e il secondo tempo siamo andati in campo ad esprimere il proprio valore, la propria forza. Questa è stata la forza del Catania oggi, che a livello fisico, a livello mentale, fare una partita con questo ritmo, poi alla fine abbiamo portato in porto il risultato con una prestazione importante su un campo difficile e una squadra ma ben allenata, soprattutto una squadra che fa un calcio propositivo, perché noi abbiamo visto tante volte i nostri avversari hanno avuto sempre 4-5 palle gol ogni domenica, proprio per questo. E oggi stare qui e non prendere pochi tiri in porta ha dimostrato noi di emergere la pesta e il valore del Catania, per questo. Per me vale tanto come vale tanto per tutti noi, perché è importante continuare su questa strada se vogliamo arrivare il prima possibile al nostro obiettivo. Fino ad ora siamo stati bravi, quindi ci fa bene e siamo contenti, così almeno ci facciamo 2 giorni sereni. L'1 contro 1 è una delle mie caratteristiche principali. Io quando trovo un avversario provo sempre a saltarlo, poi a volte va bene, a volte va male. Per fortuna oggi è andata bene e sono contento di aver fatto gol e di aver contribuito alla vittoria. L'assist è frutto del lavoro che abbiamo svolto in settimana, è uno schema che abbiamo provato più volte, è stato bravo De Luca,
ad attaccare la palla e per fortuna è andata dove doveva andare. Mi mancava l'esperienza di giocare tra i grandi, perché ho sprecato un anno a Pescara a causa di infortuni e quindi mi mancava proprio mettermi in gioco davanti ad una grande società, davanti a un grande pubblico in un campionato comunque difficile. Io devo continuare a lavorare come sto facendo, ma come ho sempre fatto. È normale che ora quando fai gol risale di più anche la prestazione, però ripeto, devo continuare a lavorare così e mi toglierò grandi soddisfazioni. Io da quando gioco a calcio, un gruppo così è difficile trovarlo, quindi siamo veramente tutti uniti, da chi gioca meno a chi gioca di più, ma con tutti si è creato un'atmosfera all'interno dello spogliatoio che è qualcosa di indescrivibile. Dobbiamo, ripeto, è normale che c'è qualcuno che è più contento, chi meno, però a livello di gruppo penso che sia la cosa più importante, infatti i risultati si vedono. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria. Ed inoltre assistenza partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 6174 981 oppure 095 6174 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giadaimmobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Importante vittoria dunque per la squadra di Giovanni Ferraro, ormai lanciatissimo verso la vittoria finale che proietterà il Catania in Lega Pro. Nel contempo dobbiamo sottolineare probabilmente il momento negativo dell'FC Lamezia Terme, che torna a casa con una sconfitta, torna da San Cataldo, una sconfitta che probabilmente pregiudicherà ormai definitivamente la possibilità molto remota di riuscire ad agganciare il Catania, ma con la possibilità a questo punto concreta di perdere anche playoff. Ancora il campionato è lungo, ci sono tante partite, però certo più si va avanti più si farà dura. In Serie D soprattutto arrivato le ultime 6 partite è dura per tutti, chi si deve salvare, chi deve fare playoff, perciò non bisogna perdere colpi strada facendo. Tra l'altro è stato esonerato Novelli, l'allenatore, adesso vedremo chi guiderà nelle prossime partite proprio la squadra dell'FC Lamezia Terme. Nel frattempo guardiamoci gli highlights, vittoria della San Cataldese 2-0 proprio contro la squadra calabra. Bentrovati al Valentino Mazzola di San Cataldo, 21esima giornata nel campionato di Serie D nel girone I. Il gruppo meridionale, la San Cataldese, vuole riscattare la sconfitta per 1-0 subita. Canicattì affronta il Lamezia, reduce dalla debacle per 1-0 contro l'Acireale. Match affidato al fischietto del signor Andrea Terribile di Bassano del Grappa, assistenti Alfieri di Prato e Palermo di Pisa. Si parte col film del primo tempo al 31esimo. Baglione per Deiana che mette dentro il cross allontanato alla difesa sul pallone. Torna ancora Deiana che calcia mandando sul fondo. La reazione della Lamezia con Terranova che per vie centrali appoggia su Borgia, alto alle stelle il destro del calciatore della Lamezia al minuto 37. Il rinvio di Dolenti che apre a sinistra in maniera molto intelligente per Deiana, lascia ancora sull'out Mancino a Baglione. Baglione con la giocata rientra verso il destro, Baglione col Mancino la mette dentro dove arriva la deviazione, quella vincente di Zerbo. 1-0 San Cataldese, si sblocca il risultato al Valentino Mazzola. Al 41esimo la formazione padrone di casa schiaccia il Lamezia nella propria metà campo. Conclusione, qui si perde tra le braccia dell'estremo difensore Mataloni. Al 45esimo poi Bonanno dalla distanza non inquadra il bersaglio grosso. Termina il primo tempo, San Cataldese meritatamente in vantaggio sul Lamezia. Decide il gol realizzato da Zerbo al 37esimo. Partiamo con la ripresa. Al minuto 49 Miliziano per Addessi gli restituisce la sfera, pallone che termina ampiamente oltre l'incrocio. Minuto 60 Bonanno apre ancora
ancora a sinistra dove Deiana è letteralmente scatenato, ennesimo inserimento in area di rigore, la giocata viene toccato e calcio di rigore. Il signore Terribile lì vicino indica la massima punizione. Sul punto di battuta si presenta Bonanno, Mancino a spiazzare il portiere e 2-0 San Cataldese. Anche l'ex Castrovillari sul tabellino dei marcatori al minuto 67 non è sazia però la compagine locale, ancora con Bonanno che accomoda alla grande su Zerbo, calcia mandando alle stelle e sprecando. Il Lamezia chiude in zona offensiva al minuto 88 col tentativo dalla distanza di Terranova che viene deviato in corner. È finita così al Valentino Mazzola di San Cataldo, 21esima giornata che sorride alla San Cataldese che torna alla vittoria. Ritorna in panchina a Trapani il mister che aveva iniziato la stagione, parliamo di Antonio Torrisi, parliamo di un Trapani che pareggia in casa 1-1 contro il Città di Sant'Agata. Questo ritorno di Torrisi credo che sia comunque positivo perché probabilmente lui ha organizzato quella squadra, l'ha mentalizzata ad inizio stagione e probabilmente non è escluso che per questa parte finale possa insomma di nuovo stimolare a far punti ad un Trapani che comunque ha una stagione certamente non positiva alle sue spalle. Anche Trapani è una piazza che merita sicuramente altri palcoscenici. Come hai detto tu benissimo, l'allenatore che era all'inizio sicuramente ha costruito una squadra per quelle che erano le proprie idee, perciò di conseguenza magari è nella posizione di poter fare meglio, però è tutto un punto interrogativo, bisognerà andare avanti e lavorare sodo. Un Trapani che magari cercherà di agganciare i playoff perché effettivamente ancora le partite sono tante. Certo, fin quando non c'è la matematica deve continuare a lottare per la piazza di Trapani e andare avanti. Sentiamoci proprio l'intervista post partita ad Antonio Torrisi, nuovo allenatore del Trapani FC. Ma un commento, bisogna sorridere facendo i complimenti sicuramente al Trapani oggi, per atteggiamento, per voglia. La squadra ha dimostrato, penso palesemente, lungo e largo di essere compatta, coesa e quindi il merito va ai ragazzi che hanno messo le chiacchiere da parte e hanno dimostrato con i fatti di essere professionisti. Siamo ripartiti da zero con un solo obiettivo che è quello di onorare questa maglia e cercare di fare il massimo giorno dopo giorno, partita per partita e poi tirare le somme alla fine. Io a fine primo tempo ho detto grazie ai ragazzi perché magari oggi forse qualcuno si aspettava un Trapani in vacanza, un Trapani con la testa altrove, invece i ragazzi hanno dimostrato già dal primo minuto sicuramente altro, hanno dimostrato altro. La partita del primo tempo è stata una partita tattica, su quello che abbiamo lavorato, sui concetti che comunque ha trovato la mia squadra, quindi è stato semplice comunque rispolverare quello che avevamo fatto per 3 mesi. Io penso che bisogna essere soddisfatti, almeno io assieme allo staff lo siamo sicuramente. La squadra oggi ha fatto tanti errori tecnici, individuali, di palleggio, di possesso, ma oggi questo passa in secondo piano. Perché bisogna solo vedere la grinta, la fame, l'attaccamento alla maglia che questi ragazzi hanno messo. Ed è quello che domandavo io, che ho chiesto scusa alla squadra, l'atteggiamento. L'atteggiamento è stato quello che mi ha sempre contraddistinto negli anni e quello che mi ha fatto sentire la squadra mia. Vorrei spendere qualche battuta anche per il Città di Aciriale che ahimè dopo la bella vittoria di 7 giorni fa si ritrova a dover abdicare e perdere in casa uno scontro certamente anche importante contro un Castrovillari che anche lui è in sofferenza, per cui ogni punto conquistato è un punto pesantissimo. Un Città di Aciriale che ha deluso. Sì, dopo la vittoria del penultimo turno di campionato si aspettava forse qualcosa di in più. Aciriale poi è una piazza molto calda. Troppo calda direi. E di conseguenza il tifoso si aspetta sempre qualcosa in più, però io sono sicuro che l'Aciriale uscirà da questa situazione con il lavoro sodo e la voglia di uscirsene tutti insieme. Anche perché
insomma, Aciriale sappiamo benissimo è una piazza che ha vissuto negli anni categorie di una certa rilevanza. Ma sì, stiamo parlando qua di un cambio di Serie D che più parliamo e più mi sembra di stare almeno in Serie C, Trapani, poi Catania, Aciriale, cioè sono piazze stratosferiche. E spero da siciliano e da amante dei giovani calciatori che queste piazze tornino nei campionati importanti, perché tutto il movimento calcistico ne usufruirà. Mi viene spontanea una domanda: a Priolo come siete organizzati? Ma a Priolo il presidente fa tanti sacrifici, c'è da ammirarlo, ha fatto un gruppo giovane, l'anno scorso ha preso il premio come miglior numero di giovani messi in campo. In prima squadra? Sì, maggior numero di giovani messi in campo in prima squadra, quest'anno diciamo... E poi c'è anche un allenatore giovane, quindi è sì, giusto che sia così, no? Sì. E noi pecchiamo di non aver casa nostra perché non abbiamo campo, perciò andiamo... questo è un grande handicap per di buona molti, parte di delle molti, società di molti. che non dispongono di una struttura propria, perché poi dopo devi incastrare orari, gli allenamenti Esatto. ad un orario pazzesco. Esatto. Posso immaginare. Esatto. Nel frattempo abbiamo anche visto le immagini proprio della sconfitta interna della città di Aciriale. Possono già partire invece quelle che riguardano la vittoria del Licata 2-0 contro la Mariglianese, e siamo tutti contenti perché ormai è stata definita a tutti gli effetti la squadra rivelazione di questa stagione. La squadra di Pippo Romano gioca bene, fa giocare bene anche le avversarie, quindi le partite sono sempre molto interessanti e poi hanno un'intensità che per la categoria un po' si spiazza. Ma rispecchia quello che è l'allenatore. Le squadre di Pippo Romano sono sempre state delle squadre che hanno giocato bene e che mettevano in campo un'altissima intensità. Mi fa piacere per la piazza di Licata, anche lì un'altra piazza importantissima. È vero. Perciò spero che continui così e faccia i playoff. Guardando i risultati ci accorgiamo anche di un'altra ennesima vittoria importantissima per la squadra di Orazio Pidatella, un Canicattì che a questo punto mette da parte la disperazione della zona bassa della classifica ed allunga, chissà, magari stanno pensando ai playoff o è troppo utopico. No, finché la matematica bisogna sognare e far sognare i tifosi, i giocatori e tutto. Con l'entusiasmo si lavora sempre meglio. Assolutamente. Guardiamoci l'intervista post partita proprio ad Orazio Pidatella. Ma è stata una gara difficile come sapevamo. Questo è un campo difficile, è una squadra che riesce a esprimersi anche bene. Noi siamo in un momento di forma particolare, affrontiamo le partite con umiltà, rispettiamo le consegne e soprattutto lottiamo, che è la cosa più importante in alcuni momenti. Io sono contento per l'identità che riusciamo a mantenere per lunghi tratti della gara, siamo insieme da poco tempo e sul gioco si può fare anche di più, sulla fase di possesso possiamo migliorare. È vero che abbiamo chiuso con 6-7 juniors, non è semplice, questo dà più valore alla vittoria e alla prestazione. Ripeto, è merito dei ragazzi perché lottano, ma non solo la domenica ma durante tutti i giorni, e questo è la cosa più importante. Ci sono partite che determinano un campionato e quindi queste sono quelle partite che quando vedi di vincere come abbiamo fatto noi le devi vincere. È chiaro che non abbiamo fatto niente perché rimangono 13 partite, ma sappiamo che non possiamo perdere la nostra natura, siamo consapevoli di questo. Ci godiamo il momento, c'è entusiasmo, l'euforia è una cosa che non ci appartiene, però ripeto, adesso ci mettiamo sul pullman e da martedì penseremo alla prossima che sarà una delle gare più difficili del campionato. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compra-vendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria. Ed inoltre assistenza partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 6174 981 oppure 095 6174 973.
Visita il sito con le nostre proposte. www.giadaimmobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Voglio chiudere il tabellino per quanto riguarda questo campionato di Serie D parlando del Locri 1909, nel frattempo eccole qua le immagini che hanno visto protagonista la squadra calabrese di un'altra ennesima vittoria, una vittoria che lancia definitivamente al secondo posto, allungando addirittura di ben 4 punti dalla città di Sant'Agata. Un Locri che non ti aspetti, da neopromossa sono riusciti veramente ad avere quell'entusiasmo e fino all'ultimo probabilmente tenteranno ancora di allungare. Ma sì, secondo me è la seconda squadra del campionato per il gioco anche che mettono in campo. Complimenti alla società, perché dopo una promozione subito essere non è mai facile. Non è mai facile. Tra l'altro, insomma, passi dal campionato di eccellenza ad un campionato di Serie D e sappiamo benissimo le differenze. Il salto è molto. Un Locri che a questo punto punta certamente ad una posizione importante nella griglia playoff e poi tentare un ripescaggio, perché come tutti ben sanno il ripescaggio per quanto riguarda il campionato di Serie D è molto tortuoso, si vincono i playoff ma non c'è la certezza di avere un posto assicurato in Lega Pro l'anno successivo. Ma intanto partire come secondi dei playoff significa che giochi tutti gli scontri in casa e già questo fa tanto, e poi l'appetito viene mangiando, una volta che sei lì te la giocherai fino alla fine. Per intanto godiamoci questo primo posto del Catania, godiamoci anche una risalita considerevole da parte delle squadre siciliane che cercano di allontanarsi il più possibile dalla zona retrocessione. Abbiamo chiuso il tabellino del campionato di Serie D, adesso ci fermiamo, c'è una pausa pubblicitaria, tra poco rientriamo in studio, parleremo dei 2 gironi del campionato di eccellenza e parleremo anche giustamente del Priolo Gargallo. Bene, a tra poco, rimanete con 7 Gold.
Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria. Ed inoltre assistenza partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 6174 981 oppure 095 6174 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giadaimmobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Eccoci rientrati in studio, siete con Penalty sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold e come al solito adesso in apertura della seconda mezz'ora riflettori puntati sul campionato di eccellenza e partiamo con il girone A. Anche qui si è giocata la quarta giornata di ritorno, eccolo qua il tabellino dei risultati. Resultana San Lorenzo batte Castellammare 2-0, Nissa FC batte Parmonval 4-0, pareggio tra Acragas 2018 e Casteldaccia, vittoria fuori casa dell'Enna 3-1 contro il Cus Palermo, Nuova Città di Gela Don Carlo Misilmeri 1-1, Unitas Sciacca batte Oratorio Sancire e San Giorgio 2-1, pareggio tra Pro Favara e Mazzara Calcio ed infine Leonfortese vincente a Mazzara 1-0 contro la Mazzarese.2. Una domenica particolare perché vede in contemporanea la vittoria fuori casa dell'Enna ed il pareggio invece interno dell'Acragas 2018. Guardando la classifica, eccola qua, la nuova posizione della squadra di Pippo Strano al primo posto con 47 punti, 46 Acragas 2018, 39 Pro Favara, 37 Don Carlo Misilmeri con 33 punti Mazzara Calcio ed Unitas Sciacca, 31 punti Mazzarese.2, con 25 Casteldaccia Nissa FC, con 20 Leonfortese, 19 Oratorio Sancire e San Giorgio, con 17 il Castellammare, con 14 Resultana San Lorenzo, 13 punti Nuova Città di Gela, 11 punti il Cus Palermo, chiude la classifica la Parmonval con 8 punti. Nico, partiamo da questo pareggio interno dell'Acragas, un mezzo suicidio perché insomma era una partita abbordabile. A questo punto l'Enna è riuscita con una vittoria fuori casa a sovvertire il pronostico della domenica e balzare al primo posto. Che succederà adesso? Il campionato si fa bello ora, Il campionato si fa bello. Nel calcio partite facili non ce n'è, perciò bisogna stare sempre con l'asticella altissima, soprattutto per chi vuole vincere il campionato. Ora l'Enna si trova in prima posizione e conoscendo Pippo Strano non mollerà facilmente quella posizione. Assolutamente, assolutamente, anzi ci mancherebbe. Però è anche vero che Nicola Terranova dopo la batosta della finale di Coppa deve trovare a questo punto di nuovo la quadra di questa squadra che è un po' smarrita, non è riuscita proprio a riprendersi dalla sconfitta contro la nuova Igea Virtus, ma è anche vero che deve assolutamente ritornare di nuovo in sella. Io sono di un parere che le squadre forti si vedono nei momenti difficili, perché fin quando tutto va bene la squadra va, ma quando tutto va male lì la squadra, quando cade si deve rialzare. Gli auguro di rialzarsi il prima possibile, anche perché, ripeto, conoscendo il mister Strano, so come lavora e quanto lavora, lo saluto anche con affetto, so che non mollerà un colpo. Vedremo cosa succederà domenica prossima, per intanto guardiamoci gli highlights e sentiamo soprattutto la voce del presidente Deni. Diciamo che è un periodo che non va molto bene per l'Acragas, abbiamo subito una indecorosa sconfitta in Coppa Italia.
poi è stata un'escalation, con la Nissa abbiamo vinto al 96esimo, però io non ero a vedere la partita, ma mi hanno detto che non era un'Agragas brillantissima e oggi ho visto un'Agragas, non la solita Agragas, ecco, l'ho vista molto sottotono. È fisiologico che durante il campionato ci siano, diciamo, delle flessioni e a noi ci capitano sempre a gennaio e speriamo, ora faremo una chiacchierata con i ragazzi e vediamo se c'è qualcosa e vediamo di superare questo momento. Ecco, però io direi una cosa, non c'è da allarmarsi, perché poi al di là di tutto l'Agragas oggi ha sbagliato 6-7 palle gol, se una di queste 6-7 palle gol le sarebbe finita dentro non ci sarebbero state polemiche. Poi ho visto che i tifosi, diciamo che facevano un po' di polemiche al mio indirizzo. Io ho sempre fatto tutto quello che ha voluto l'allenatore e l'area tecnica. Se l'area tecnica mi chiedesse che c'è da intervenire in qualche parte della, diciamo, della squadra, noi siamo pronti ad accontentarlo. Negli ultimi tempi vedo un'Agragas svogliata, ecco, un'Agragas svogliata. Abbiamo preso un gol e oggi per una disattenzione non si può prendere un gol, cioè, noi abbiamo una delle difese più forti del campionato, non si può prendere un gol in quella maniera e non è quella mancanza di bravura, quella è svogliatezza. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria. Ed inoltre assistenza partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 6174 981 oppure 095 6174 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giadaimmobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Insomma, il presidente dell'Agragas 2018 non le manda a dire, le dice direttamente attraverso le interviste. Certamente in questo momento ad Agrigento c'è qualcosa che non gira per il verso giusto. Gira invece tutto bene ad Enna, che vince fuori casa contro il CUS Palermo. Risultato finale 3-1. Guardiamo il servizio. Diciannovesima giornata nel campionato di eccellenza siciliana. L'Enna, dopo la vittoria nel recupero contro il Nuova Città di Gela per 1-0 firmata Ivan Agudiak, affronta il CUS Palermo reduce dalla sconfitta per 5-1 contro l'Unitas Sciacca. Si parte col film del primo tempo. Dopo 2 minuti Prestia lancia a Cocimano a destra, il pallone trova il fondo, il passaggio in mezzo per il tentativo di Arcidiacono anticipato alla difesa del CUS Palermo. Ancora dal calcio d'angolo che ne consegue, Arcidiacono mette il pallone in mezzo, il tentativo di colpo di testa di Cocimano finisce di un niente sopra la traversa. Al quarto però mischia in aria Cocimano col mancino, risolve tutto e fa 0-1. L'Enna è in vantaggio, già 3 occasioni nel giro di 4 minuti. La formazione di mister Pippo Strano inizia come meglio non potrebbe questa trasferta palermitana per l'Enna, che all'ottavo si ripresenta in zona offensiva. Lo scambio tra Arcidiacono e Sessa, ancora il centrocampista a allargare il gioco per Prestia, sguardo in mezzo col mancino, invece il pallone nel corridoio su Arcidiacono, conclusione di Sessa a chiudere l'azione che finisce alta. Lancio di campagna, Cariodo fa la spizzata ancora per Prestia, entra in area, cerca il passaggio in mezzo per la conclusione di Cocimano. Ennesima occasione sprecata alla compagine ospite, quando allora bussa alla porta di Caruso Chris Youssef, penetrazione e mancino. Il portiere dell'Enna non ha problemi a neutralizzare. 36esimo il cross di Prestia, il colpo di testa di Cocimano, il miracolo di Nasca che mette in calcio d'angolo, poi punizione al 39esimo
Cocimano smonta la porta del centro universitario sportivo di Palermo quando il direttore di gara fischia 2 volte e manda le formazioni a riposo. Fin qui Enna che vince per 1-0 sul CUS Palermo, decide il gol realizzato da Cocimano al quarto. Iniziamo con il film della ripresa, 49esimo, cross di Prestia dalla destra, viene deviato, si avventa sulla sfera, ancora Totò Cocimano, fa 0-2, doppietta, 10° gol in campionato. Lenna trascinato da quello che oggi è il proprio capitano, 53esimo, Fofanà dalla lunga distanza vede il portiere Caruso fuori dai pali, per poco non lo inganna, recupera l'estremo difensore dell'Enna al minuto 61, il cross di Prestia sugli sviluppi di angolo viene rimesso dentro da Cariodo, sul secondo palo arriva comodo Biccio Arcidiacono, stop e conclusione, 0-3 dell'Enna, ancora uno squillo giallo-verde al centro universitario sportivo di Palermo. Al 69esimo Cocimano all'occasione per la tripletta, la manca però alzando la mira con l'inzuccata. Minuto 79, cross dalla sinistra, attacca il CUS Palermo allontanato sui piedi di Randazzo, col mancino batte Caruso e fa 1-3. Minuto 87, Tomasino per l'ultimo tentativo verso la porta di Caruso, facile per il portiere dell'Enna e vittoria per la formazione di mister Pippo Strano. Vittoria importantissima perché in contemporanea il Casteldaccia ferma l'Agragas e adesso la nuova capolista del girone A e la compagine giallo-verde CUS Palermo Enna termina 1-3. Nico, voglio sentire a questo punto un tuo pronostico. Certo è un po' difficile, tentiamoci. Chi vincerà questo girone A del campionato di eccellenza? È dura, È dura. È dura. Non saprei perché sono due squadre, Agragas e Enna, che hanno fatto 2 corazzate e lotteranno fino alla fine. Io per affetto non posso dire che Enna, per affetto nei confronti del mister Strano non posso dire per Enna, anche per l'esperienza che ha. So e sa lui cosa significa essere là sopra e tenersi quella posizione. È un po' abituato. Sì, il mister Strano ha vinto qualche campionato, direi. Assolutamente, assolutamente. Beh, anche Nicola Terranova, non scherza, sì, no. Insomma, sarà una bella battaglia. 2 grandi allenatori con 2 grandi squadre, perciò sarà una bella battaglia. Insomma, non mi stai dando il pronostico definitivo. Vuoi aspettare ancora qualche settimana, probabilmente. Sì, meglio di sì. Va benissimo. E adesso voltiamo pagina perché parliamo del girone B del campionato di eccellenza. Anche qui si è giocata la 4ª giornata di ritorno, guardiamo subito i risultati. Real Siracusa Belvedere batte SC Palazzolo 3-2, Santa Croce batte Modica Calcio 1-0, Città di Acecatena Milazzo 0-0, Città di Taormina batte Città di Comiso 3-0, Leonzio 1909 vincente a Mazzarone 2-1, Nebros batte Ionica FC 1-0, Nuovi Gea Virtus batte Rocca Acquedolcese 2-1 ed infine Siracusa Calcio 5-0 contro la Virtus Ispica 2020. Momento positivo per la squadra di Ferraro, ancora in testa al primo posto con 43 punti, con 39 Siracusa Calcio, 38 Città di Taormina, 37 Modica Calcio, 33 Leonzio 1909, con 30 punti Rocca Acquedolcese, 28 Nebros, con 27 Real Siracusa Belvedere, 25 punti Ionica FC e Mazzarone Calcio, con 23 Santa Croce, 22 Città di Comiso, con 20 punti il Milazzo, 12 punti Città di Acicatena, con 10 l'SC Palazzolo, chiude la classifica la Virtus Ispica 2020 con 9 punti. Beh, anche questo girone B non scherza, perché la guerra esiste, sempre sportiva, tra una bella realtà come la Nuova Gea Virtus. C'è questo Siracusa che continua a fare punti su punti, non molla il Città di Taormina. Come andrà a finire? Sarà una bella battaglia anche qui fino alla fine. Diciamo che 4 punti di distacco il Nuova Gea sono tanti, ha un buon bottino, però ancora il campionato è lungo, ci sono tante partite. Gli scontri diretti. Scontri diretti, ma ci sono anche tante squadre di mezzo che possono levare punti alle big, ecco.
Vedremo come andrà a finire anche in questo girone, tenendo presente però che in questo momento c'è entusiasmo a Barcellona Pozzo di Gotto e questa cosa incide, no? Perché poi giochi le partite con una determinazione superiore anche certe volte alle avversarie. Ma sì, l'entusiasmo ti aiuta sicuramente a fare meglio, perciò di sicuro sono nella scia giusta. Però ancora il campionato è lungo e Siracusa sono sicuro che non mollerà fino alla fine. C'è anche il Taormina, la Leonzo che sta facendo molto bene, insomma il campionato ancora ha da dire. Punti vincenti anche dunque per la nuova Igea Virtus che vince contro il Rocca Acquedolcese 2-1. Guardiamo il servizio. Ancora un gol di Flores consente all'Igea Virtus di conquistare una pesantissima vittoria in chiave primo posto. L'uruguaiano, già decisivo domenica scorsa nel derby di Milazzo, si ripete anche contro l'ostico Rocca Acquedolcese. Prima del fischio d'inizio, passerella per i barcellonesi che mostrano la storica Coppa Italia regionale di eccellenza conquistata lo scorso 18 gennaio a Ragusa contro l'Acragas. Un derby che l'Igea Virtus prova subito a sbloccare con Medina, il cui tiro però esce di poco alla sinistra di Caserta. Giallorossi che al minuto 17 vorrebbero assegnato un calcio di rigore per il braccio largo in aria di Carroccio sul tiro di Flores, ma il signor Moro lascia giocare. Insiste la formazione barcellonese, minacciosa per altre due volte, prima con Isgro, il cui tentativo si perde di poco alto sulla traversa, e poi con Medina che dal limite non trova la porta per questioni di centimetri. Bersaglio che l'Igea Virtus centra però al minuto 46 con Franchina che spedisce in rete la respinta di Caserta sul precedente tiro di Isgro, spianando ai suoi la strada verso la vittoria. Per il difensore giallorosso si tratta della quarta rete in campionato. Il Rocca Acquedolcese non ci sta e nel finale di frazione ci prova con Zingales, il cui tiro deviato da De Gregorio si perde alla sinistra di Staropoli. Nella ripresa però l'Igea Virtus tenta di chiudere il match, ma le iniziative operate da Biondo al 52esimo e Ido Iaga 10 minuti dopo non inquadrano la porta difesa da Caserta. Dall'altra parte non riesce a fare di meglio nemmeno Pruiti Ciarello per gli ospiti che sfiora il palo alla sinistra di Staropoli. Al minuto 71 però l'Igea Virtus ha l'occasione per mettere a segno il gol del raddoppio su calcio di rigore concesso dal fischietto di Novi Ligure per l'intervento di Agolli su Isgro, ma dagli 11 metri il sinistro di Ido Iaga si perde direttamente sul fondo. I giallorossi non ci stanno e 3 minuti dopo solo il decisivo intervento del neoentrato Clemente nega a Isgro la gioia del gol. Il Rocca Acquedolcese è comunque vivo e ci prova con l'ex Paolo Genovese che su punizione costringe Staropoli agli straordinari. Poi l'Igea Virtus torna ad attaccare senza riuscire però con Ido Iaga e Isgro a mettere a segno il tanto agognato gol del raddoppio. Così al minuto 84 la rete, quella del pareggio, la trova invece il Rocca Acquedolcese che si vede assegnato dal direttore di gara la massima punizione per l'intervento di Staropoli su Scolaro. Dal dischetto Paolo Genovese non sbaglia la rete dell'1-1 e che gli vale come 11° sigillo in campionato. Ma l'Igea Virtus non ci sta e nel finale si riversa in avanti alla disperata ricerca del gol vittoria e così dopo la traversa scheggiata da Vincenzi al minuto 89, il colpo di testa di Flores un minuto dopo che si perde sul fondo e il tentativo del solito Flores al 92esimo che trova ancora i legni della porta difesa da Clemente. I giallorossi riescono all'ultimo assalto al 95esimo a centrare la vittoria quando proprio Flores raccoglie la punizione di Staropoli e di testa batte Clemente facendo così Igea Virtus 2 Rocca Acquedolcese 1 e per l'attaccante uruguaiano che fa esplodere di gioia i tifosi giallorossi si tratta della quarta rete in campionato. Con questo successo l'Igea Virtus si conferma in testa alla classifica con 43 punti e si porta a +4 sulla più immediata inseguitrice il Siracusa. Adesso per chiudere il gruppo dedicato al campionato di eccellenza, parola come al solito a Giampaolo Montinieri e la sua cartolina. Ettore, finio gennaio. Ciao penalty, ciao Gold TV. E mai come quest'anno nessuno ha un obiettivo
raggiunto, no? Perché di solito gennaio già scricchioli, dirigenti, allenatori, scontentezza, il mercato. Ma gennaio ha fatto una cosa pazzesca, ha individuato forze non comuni, la rimonta dell'Enna, nel giocatore arcidiacono e Agujac l'identità divisa di Pippo Strano. C'è stata la rimonta, l'Enna passa davanti, è presente curva, no? Formula 1, stai lì, no? Traiettoria, cambio, lo ha fatto. Le dichiarazioni del presidente dell'Acre, il signor Deni, la prima parte mi lasciava perplesso, la seconda è stato molto attento, quando dice alla squadra adesso dobbiamo capire perché. Non mi è piaciuto quando ha usato i se il pallone fosse andato, se il pallone non fosse entrato. No, i se non si usano, fanno parte del calcio. C'è una cosa che anche la Cresta l'anno scorso in questo periodo cedette e il cane cattivo andò via. Quindi da capire lì la ripetitività di un aspetto. Se è una preparazione, se è un percorso, se è un'identità, se c'è qualcosa che rimane visibile e non traspare. Le piccole fanno le grandi e lo abbiamo visto, perché adesso c'è, io non voglio morire, casomai ti porto con me. Nel girone B, mamma mia, la sconfitta del Monaco. La vittoria della Leonzia a Mazzarone, che bello vedere le società in questo modo, anche il rapporto. Mi piacciono quando sono così, ma lo scettro di re per Pino Rigoli non sta avvenendo. Non era Giancarlo Petta il problema, non era la gestione di Giancarlo. È proprio così. E che tutto quello che si dice poi ritorna. Diventa solido, prima era fumi, immagini, trasposizioni surreali, poi si concretizza. È l'incubo. E diventa realtà. O pallone bestia. E non sul cornoto. Quindi già questa cosa ha poi creato tutto il resto. È la stagione in cui non si scanserà nessuno. È la stagione che in siciliano si dice gettare sangue fino a morrere. O fino a quando non ti seccano i vini. Non stiamo dicendo niente di volgare, ma è questa la stagione. Ed è così. La forza delle società, la forza e il coraggio di prendere tutto quello che può essere preso innanzitutto. E no piglia e porta. E no piglia e porta. Non è un appello, è un messaggio importante. Lo dico ai guardialinei. Non mi rivolgo ai designatori. Picciotti, voi siete esponenzialmente quelli più a rischio e con pochi privilegi ogni santa domenica. Non siate che vi portate dentro le antipatie. Perché siete stati designati in quel posto, perché non ci volete andare, perché siete del territorio o meno. Siate liberi mentalmente e date quel senso di libertà anche a chi vi osserva e chi comunque non è che pende dalle vostre labbra, pende dalle vostre decisioni. Poi ci pensano loro a fare minchiato stesso, però vi dico, se accettate la designazione, accettatela con tutto quello che può essere e siate allenatissimi alle resistenze mentali, alle pressioni, non solo fisicamente. Ve lo dico perché comunque mi capita spesso di stare accanto a voi, attorno a voi. Come ben sapete non ho mai preso una decisione, ho mai commentato voi e nell'ambito, non lo farò. Però si vedono certe cose, quindi se siete antipatici all'ambiente andate dal designatore e ci dice io qua non ci vado. Non sono sereno. Se il disegnatore dice Mari, ti ha mangiato lo sorce e devi andare, allora diventa professionale. Professionale. Freddo, non cinico. Freddo e soprattutto osservatore dei fatti.
Non state dentro un contesto dove comunque poi non vi sentite nemmeno voi bene quando finite. L'unica cosa che chiudo è questa. Beh, domenica c'è Siracusa-Modica. L'importanza è solo mediatica. Il pareggio a tutte e due non serve a niente, fanno andare via gli altri. Il Siracusa ha la possibilità di essere boia, tranciare di testa la testa del Modica e di lasciarlo ai playoff. Su questo non ci sono dubbi. È solo quella l'occasione che ha. Se non lo farà, vivranno tutti con i coltelli fra i denti fino alla fine del campionato. Salute al mondo. Insomma, bisogna aspettare ancora qualche settimana gli scontri diretti e poi cercheremo di capire quale potrebbe essere il risultato finale in questo girone B del campionato di eccellenza. Anche in questo caso, domanda d'obbligo, chi potrebbe sulla carta in questo momento essere la squadra vincente? Nico. Io da siracusano non posso che dire Siracusa. Anche perché il Siracusa ha la necessità di ritornare quantomeno in Serie D. Sì. A proposito di giovani, la tua squadra so che è zeppa di ragazzi giovani, parliamo del Priolo Gargallo. Nel frattempo possono già partire le immagini proprio di questa bella vittoria contro l'SC Gela. Complimenti, una determinazione che poi è stata fondamentale per battere la squadra di Fausciano, che non doveva perdere punti, anzi li doveva assolutamente conquistare per tenere il passo di questa rivale FCM Mister Bianco. Com'è andata? Ma è andata come abbiamo preparato la partita durante la settimana, i ragazzi stanno lavorando molto bene, hanno lavorato molto bene, noi avevamo necessità di fare punti, avevamo fame di fare punti e in campo si è visto. La mia squadra è una squadra fatta di tantissimi giovani, 2005, 2004, va merito a tutta la società, al presidente che punta su questi ragazzi e gli permette di mettersi in gioco in un campionato difficile come quello di promozione. Chiaro. Perciò sono molto soddisfatto dei miei ragazzi e sono sicuro che da qui a fine campionato ci leveremo qualche sassolino dalla scarpa. Domenica prossima giocate fuori casa? Domenica prossima abbiamo uno scontro importantissimo col Siracusa, che è uno scontro diretto, perciò dobbiamo dare seguito all'importante vittoria che abbiamo fatto domenica e di conseguenza prepareremo la settimana come sempre. Con intensità e con sacrificio. Intensità, sacrificio e fame di ottenere vittorie. Bene Nico, io ti ringrazio, la tua presenza è stata molto positiva, mi è piaciuto dialogare di calcio con te, tra l'altro insomma ci hai raccontato delle tue esperienze nel settore giovanile del Catania. Per me è una parentesi fondamentale. Sì, un periodo di crescita, di vita soprattutto importantissimo. Perfetto, allora in bocca al lupo per la tua crescita, grazie. In bocca al lupo per la tua stagione al Priolo Gargallo e speriamo di rivederci presto. Grazie. Grazie a Nico Porchia. La puntata odierna di Penalty si conclude qui, vi diamo appuntamento come al solito a mercoledì prossimo alle ore 13 sul canale 15 del Digitale Terrestre, mentre invece voglio anche ricordarvi che domani in versione on demand sulla pagina Facebook di Penalty e anche sul canale YouTube Penalty Programma Sportivo potrete seguire la puntata dedicata solo ed esclusivamente ai 4 gironi del campionato di promozione e ai 6 gironi del campionato di prima categoria. Grazie per essere stati con noi, appuntamento alla prossima settimana. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria. Ed inoltre assistenza partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 6174 981 oppure 095 6174 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giadaimmobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere.